Grazie, Presidente. Un confronto durato ore in Commissione Sanità. Il Presidente del Veneto Luca Zaia è stato chiamato dai consiglieri di minoranza a riferire sulla gestione della pandemia, anche se avrebbero preferito misurarsi in Consiglio regionale su un piano eminentemente politico. Zaia ha portato con sé tutti i tecnici che hanno ricostruito per 4 ore e mezza, ciascuno a seconda della sua competenza, le scelte effettuate nella stesura del piano regionale di sanità pubblica. I temi al centro del dibattito: l'uso dei tamponi rapidi, le terapie intensive, la zona gialla nella fase acuta del contagio tra novembre e dicembre, i tanti decessi registrati in quel periodo. Questo è quello che dico. Quindi alcuni processi sono inspiegabili e non potrò mai accettare, per la difesa della mia reputazione e quella della mia squadra, che qualcuno accosti l'incuria, la mancanza di rispetto per le persone o altro alle mortalità. Perché vi posso garantire, ho già iniziato con qualche persona che ho denunciato, porterò fino al giorno che avrò vita, fino all'ultimo giudizio, perché accetto tutto, accetto le critiche, accetto tutto, ma non esiste che questo venticello dell'accostamento malizioso, morti, incuria, con me non funziona. Quindi, chiuso il consiglio, andate in procura e abbiate le spalle di fare una denuncia. 8 minuti a testa sono stati riservati ai consiglieri dell'opposizione per esporre le richieste di chiarimento, un'assemblea in cui la stampa è stata costretta a seguire via streaming. Io parto però dalla conclusione dell'intervento del Presidente Zaia. Abbiate le palle di andare in procura. Io le palle le ho, ma sinceramente di andare in procura non mi interessa. Il tema, torno, è politico. E mi dispiace, Presidente, che lei abbia impostato il suo intervento su noi e voi. Voi. Io non ci sto a questo. Qui non c'è un noi e un voi, c'è solo un noi. L'obiettivo per cui abbiamo chiesto questa audizione e l'obiettivo per cui ci vogliamo confrontare su questo è perché a noi, quanto a tutti, sta a cuore una cosa: la salute delle persone e il superamento di questo momento drammatico. E mi dispiace veramente che lei abbia enfatizzato questo noi e voi, perché non è lo spirito con cui noi abbiamo chiesto questo incontro. Lo spirito è uno spirito costruttivo, di capire e di comprendere.